Liste d'attesa abbattute, risposte in pochi minuti, supporto per la fascia di età più anziana e reparti pronti a recuperare il tempo perduto. La favola dell'eccellenza della sanità veneta, in questo caso dell'ULSS 7, iniziava sempre così. A raccontarla sono stati in tanti, in primis il direttore generale Carlo Bramezza e poi la politica regionale. Una favola che tuttavia per i pazienti e per i cittadini non ha il lieto fine, anzi, l'unica cosa che finisce, parlando della disorganizzazione e dei disagi nell'azienda ospedaliera della Pedemontana, è la pazienza della gente. Finita, a dire il vero, già da un pezzo. Ecco l'ennesima segnalazione che ci racconta un cittadino di Rossano Veneto che per fissare un'importante visita oculistica alla moglie si è sentito dire dal CUP «ci vediamo tra un anno». Oltretutto, pessima scelta di parole per chi aspetta proprio di risolvere problematiche legate alla vista. Mia moglie, la dottoressa che ha prescritto una visita oculistica da fare entro 3 mesi, per prenotare la visita. C'è posto il 7 ottobre 2023. Dunque, le liste d'attesa battute, le risposte in pochi minuti, il supporto agli anziani dove sono finiti? La soluzione, raccontano i diretti interessati, è ripiegare sul privato. Voi che te vai in privato 3 giorni ti cazzo il posto. Qui è latitante la regione, Saia, la Lazzarini, mi si merita più questa classe politica che ha Covid ogni giorno e faceva conferenza stampa, rispondeva a tutto. Adesso non risponde a niente, non esiste niente altro. In tutto questo c'è chi aspetta anche altro, ci riferiamo alle risposte che non arrivano da chi dovrebbe spiegare, intervenire e intanto i nostri microfoni continuano a restare a disposizione di tutti.